Potete vedere qua che crollo allucinante è successo al nuraghe Origedus 3. Praticamente è venuto giù tutto il lato della collina, come se fosse stato, insomma, risucchiato da qua sotto. E nulla, è letteralmente come se l'acqua si sia incanalata qua sotto in questo taglio che hanno fatto per fare la strada, e poi è venuta giù mezza collina dove è sviluppato sopra il nuraghe. Lì in cima potete vedere uno dei muri che ormai è a metà, e qua si vedono frammenti di ceramiche rosse, e praticamente insieme a, come dire, nel crollo sono venuti giù questi massi giganteschi. Io sono sopra uno di questi, sembra apparentemente stabile, cioè veramente una cosa impressionante quanto siano grandi. E nulla, questo dobbiamo, penso, ringraziare chi ha pensato di fare un taglio stradale praticamente sotto la collina in cui è stato realizzato un nuraghe.